Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Abbiamo iniziato nella precedente puntata ad affrontare la problematica della difesa del mais nelle prime fasi di sviluppo. Abbiamo sgombrato il campo dalla problematica delle notue e descritto come si applicano i principi della difesa integrata contro le notue. Oggi passiamo ad altre avversità che possono creare problemi al mais nelle prime fasi di sviluppo. Tra queste gli uccelli. Gli uccelli possono danneggiare il mais a livello di seme e nell'emergenza della cultura, e talora localmente possono creare dei danni severi che causano anche la risemina della cultura stessa. È importante quindi affrontare questa problematica seguendo i principi della difesa integrata. Quindi innanzitutto prevenzione: con le autorità competenti si possono ridurre le popolazioni di uccelli e quindi ridurre la necessità di intervenire per proteggere la cultura. Qualora la prevenzione non sia sufficiente e si sia in un'azienda con fattori di rischio, quali ad esempio la presenza di formazioni boscate di siepi con piante superiori ai 7 metri di altezza, e vi sia una ricorrenza di questi problemi, vi è la possibilità di applicare il terzo grande principio della difesa integrata, utilizzare sostanze alternative a quelle chimiche di sintesi per controllare e ridurre il rischio da questa problematica. Oggi, come potrete vedere nei bollettini che inviamo via email, ci sono soluzioni non chimiche e disponibili a basso impatto, che non creano un impatto significativo sull'ambiente a causa del loro uso, e troverete come la ricerca anche di Veneto Agricoltura abbia contribuito a individuare queste soluzioni a basso impatto qualora sia necessario proteggere il seme del mais dagli uccelli. Potrete vedere anche come abbiamo una novità del 2021, dove la ricerca su una nuova sostanza, in realtà già molto usata nell'ambito civile, e quindi per cui si è dimostrata la scarso impatto sull'uomo. Abbiamo potuto vedere come questa sostanza utilizzata come repellente, il benzoato di denantonio, abbia ridotto significativamente l'incidenza del danno da volatili sul seme trattato, al pari delle molecole di sintesi che sono state utilizzate da tempo quali repellenti contro gli uccelli. Quindi ci sono alternative a basso impatto per l'uomo e per l'ambiente che, qualora il rischio da uccelli sia elevato per i fattori di rischio che velocemente prima abbiamo enunciato, possono sostituire i prodotti più impattanti e quindi, in base ai principi della difesa integrata, vanno utilizzate. Il rischio generalmente è basso, può essere affrontato anche semplicemente con i fondi mutualistici, con un approccio di tipo assicurativo, ma qualora questa pressione sia forte, ci sono alternative non impattanti che devono essere privilegiate rispetto a quelle classiche con prodotti chimici di sintesi con un certo impatto sull'ambiente. Alla prossima!